I chilometri sono ormai 200 e dopo una veloce cavalcata sulla pedemontana eccoci a Bassano del Grappa con il Ponte degli Alpini, ennesimo capolavoro palladiano che attraversiamo con una certa emozione. Non capita tutti i giorni di poter transitare sul ponte simbolo di questa città gentilmente concessoci dal sindaco. Leggendo le note del roadbook, la carovana giunge a Marostica, dove da secoli nella piazza centrale si gioca a scacchi. Qui lo fanno sin da bambini. Ogni 2 anni, a settembre, si disputa la tradizionale partita rievocativa della celebre sfida del 1454 con pezzi viventi. Sei un tesoro dolcissimo, guarda. Sei dolcissimo. Gli equipaggi sono accolti da damigelle in costume che offrono le famose ciliegie locali. Rientrando in territorio padovano arriviamo a Cittadella con la cerchia di mura del 1200 costruita in cotto e ciottoli del Brenta e lunga 1,5 chilometri. Piazzola sul Brenta è teatro delle ultime 2 prove cronometrate della giornata, proprio di fronte alla palladiana Villa Contarini, una delle più importanti della regione, la cui costruzione ebbe inizio nel 1500 e si protrasse per decenni. Un veloce trasferimento ci porta nel centro pedonale di Abano Terme, dove si conclude la prima tappa. La classifica di questa prima frazione vede al comando l'equipaggio tedesco dei coniugi Kriegelsteiner su Porsche 356 Speedster, seguiti da Gonfaloni Labate e Massara Schira, entrambi su Austin Healey. Al quarto posto Fasanella Giordani a bordo di una Jaguar XK140, seguiti dall'HF Fanalone di Melato De Checchi. Emozionato? Insomma, all'inizio sì, poi con la stanchezza va via anche l'emozione. Tutto bene, tutto a posto. Abbiamo ascoltato le impressioni del 19enne Andrea, che risulta essere il concorrente più giovane. Dalle poche gocce di pioggia dell'arrivo si passa presto al diluvio, un vero peccato per la cena di gala allestita nel giardino di Villa Valmarana e illuminata da innumerevoli fiaccole. I saloni affrescati hanno dato riparo agli ospiti che hanno comunque potuto apprezzare un buffet di classe curato dagli chef del ristorante Boccadoro, che hanno sapientemente gestito le primizie offerte da Padova Promo Qualità. Seconda tappa, il via sempre di prima mattina da Abano Terme, questa volta finalmente baciati dal sole. Il percorso di 140 km si snoda fra le dolci pendici dei Colli Euganei e nella provincia di Vicenza. Il continuo alternarsi di saliscendi è la caratteristica della tappa e rende particolarmente piacevole e impegnativa la guida di queste prestigiose auto storiche. A Montegrotto Terme si ripetono le prove del giorno precedente. L'affiatamento tra il pilota e il navigatore è fondamentale per ottenere un buon risultato.
La gara si sposta a Padova, dove è in programma un controllo di passaggio davanti alla Basilica del Santo, luogo di culto dove ogni anno confluiscono milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Sono le prime ore di domenica mattina e Padova sonnolenta concede poco traffico. Per i concorrenti c'è quindi la possibilità di osservarla senza fretta. Poche centinaia di metri e si giunge in Prato della Valle, dove sono in programma 2 prove cronometrate. La piazza è la più grande d'Italia e una tradizione millenaria la vuole sin dai tempi dell'eroe troiano Antenore, sede dei giochi cestici dedicati all'unione delle varie genti venete. Lo scenario dei Colli Euganei è la nostra prossima meta. La giornata è bella e invoglia anche i numerosissimi ciclisti che i concorrenti incrociano nei tornanti tra Teolo e Castelnuovo. Per le vetture più potenti, i tornanti in salita sono teatro di galeotte sbandate. Fra una splendida vegetazione e in una giornata di quelle che non si possono dimenticare, i concorrenti affrontano le prove cronometrate di Castelnuovo per poi dirigersi verso il Roccolo, per anni considerato uno dei templi del realismo veneto. A Valbona, passando sul ponte levatoio, si attraversa il locale castello, per poi giungere a Finale di Agugliaro, nel parco di Villa Saraceno. Ad accogliere gli equipaggi, gli ospiti del Landmark Trust, una fondazione inglese che con sensibilità pochi anni fa ha provveduto a restaurare completamente la Villa Palladiana. A Campiglia dei Berici un passaggio dinanzi a Villa Repeta, altra nobile dimora. A Noventa Vicentina il municipio è ospitato nella scenografica Villa Barbarigo. Di fronte, tra le due maestose barchesse, sono in programma le ultime 2 prove cronometrate della manifestazione. Fra i numerosi spettatori anche i frequentatori del locale mercatino di antiquariato, posto proprio sotto i portici della grande piazza. I concorrenti percorrono 5 chilometri e passano per Poiana Maggiore, davanti all'ennesima Villa Palladiana. A Montagnana, con la sua spettacolare cinta muraria, che costituisce uno dei più celebri esempi di fortificazione medievale esistenti in Europa, i concorrenti timbrano al controllo orario. Accolti dagli sbandieratori, dal rullo dei tamburi e dagli squilli delle trombe, gli equipaggi si concedono una pausa per visitare la città, ma soprattutto per un goloso assaggio del locale prosciutto berico euganeo.
Si tratta di una vera specialità gastronomica molto apprezzata da tutti e in particolar modo da Renato Pozzetto, che si è dimostrato un vero buon gustaio. Un numeroso pubblico ha ammirato le vetture e applaudito con particolare calore i beniamini Clay Regazzoni, Fabio Testi e Renato Pozzetto, che è stato il primo degli equipaggi a ripartire dal controllo orario. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Sulle pendici dei Colli Euganei incontriamo Este con il suo castello. Ci si inerpica per giungere nell'incantevole Arco a Petrarca. Le sue strettissime stradine medievali vengono percorse dalle vetture a passo d'uomo. Passando per Valsansipio, sede di uno dei 3 campi di golf dei Colli Euganei, si transita davanti a Villa Barbarigo, famosa per il curatissimo parco. Ancora un po' di tornanti e ci attende l'ultimo controllo a timbro di fronte a Villa dei Vescovi a Lubigliano.